Bentornati all'appuntamento con la rubrica di informazione di Piave TV 20 Minuti Veneti. Oggi parliamo di territorio, in particolare di Jesolo. Si sta per aprire la stagione turistica e purtroppo ci sono dei problemi che adesso andremo a vedere con il nostro ospite in studio, che è Christopher De Zotti di Jesolo, consigliere comunale della lista civica Jesolo Bene Comune. Bentornato Christopher. Grazie Daniela. Allora, la stagione si sta aprendo, purtroppo ci sono già dei problemi che si ripropongono. Io partirei da un problema che non è solo di Jesolo, ma è un problema che riguarda tutto il territorio, tutta l'Italia. Parliamo di sicurezza. C'è stato un consiglio comunale? Certo, abbiamo affrontato nell'ultimo consiglio comunale la relazione dell'anno 2014 della polizia locale che nonostante le difficoltà che un po' tutto il settore pubblico con i tagli e le difficoltà di assunzioni ha fatto un lavoro egregio, tuttavia i problemi sono sempre molti. Bisogna dirlo ovviamente che Jesolo è una città sicura e questo va detto soprattutto ai nostri turisti, però abbiamo anche noi i nostri problemi. Una città che d'inverno ha 25.000 abitanti ma d'estate arriva anche a picchi di 500.000 persone nello stesso momento in città, ovviamente è una località che ha qualche problema e ovviamente la delinquenza, lo spaccio ed altre attività criminose vanno purtroppo dove ci sono i soldi, dove c'è gente, dove c'è movimento. Oltre all'annoso problema del commercio abusivo, nel quale in maniera quasi solitaria l'amministrazione comunale attraverso la polizia locale sta facendo una lotta serrata, abbiamo altri problemi. A partire da quello della cosiddetta microcriminalità, che poi non è tanto micro per chi la subisce, e ci riferiamo ai furti in casa e alle rapine. Questo è un problema che va affrontato innanzitutto dalla Polizia di Stato e su questo un segnale politico va dato, perché Jesolo ormai da qualche anno ha avviato un progetto che sta arrivando a conclusione, che è quello della costruzione del commissariato, nel quale la città di Jesolo ha messo, oltre che il terreno, anche una buona quantità di denaro per costruirla, e ovviamente a fronte di questo noi ci aspettiamo che lo Stato, il Ministero, provveda a dare con solerzia gli aggregati estivi di cui abbiamo bisogno e di integrare l'organico, quello annuale, che purtroppo è in difficoltà da qualche tempo. Sul fronte dello spaccio purtroppo sappiamo che le mode, che sono quelle diciamo della ricerca dello sballo da parte dei giovani, in una località che ha del divertimento uno dei suoi punti di forza, purtroppo ha anche l'offerta e la domanda di sostanze stupefacenti. In questo noi crediamo che il 2015 deve essere l'anno segnato dalla lotta allo spaccio e dunque abbiamo chiesto e chiederemo con forza che il sindaco e l'amministrazione, nei tavoli preposti che sono quelli della sicurezza, chieda assolutamente a questore e prefetto un impegno totale su questo fronte, perché sappiamo che oltre al problema dello spaccio c'è questa lotta fra i vari cartelli, fra i vari gruppi che gestiscono lo spaccio, che molto spesso si trasforma in accoltellamenti e altri episodi di sangue che non fanno bene alla nostra località. Assolutamente, c'è da dire poi che proprio nelle nostre rubriche di approfondimento abbiamo curato purtroppo questa nuova moda delle droghe psicotrope. C'è stato un convegno proprio a Jesolo che ha visto protagonista la ASL, la dottoressa Carolina Prevadi aveva fatto un convegno proprio sui danni permanenti che queste droghe possono portare, quindi cogliamo proprio l'occasione di dire anche attraverso i nostri mezzi a questi giovani che queste droghe fanno male e creano dei danni permanenti. Purtroppo non è un problema solo di Jesolo, è un problema un po' generazionale purtroppo. Tornando al tema sicurezza, c'è una proposta che partiva proprio da te Christopher, diciamo una sorta di polizza contro i furti che avvengono. Sì. Noi diciamo sulla scia di quanto è stato fatto in altre località, a partire da Musile di Piave e Concordia Sagittaria, dove gli assessori e il sindaco hanno proposto questa polizza, abbiamo chiesto che anche a Jesolo il comune si faccia intermediario con una compagnia assicurativa, perché mette a disposizione delle famiglie residenti una polizza ad un costo contenuto, che può essere 10 ma può essere anche qualche euro in più, che vada a coprire in maniera limitata i danni e il malloppo sottratto dalle case in occasione di furti o rapine. Ovviamente questa non è la soluzione, perché la soluzione sarebbe che ci fosse la certezza della pena, che chi va a rubare non andasse a rubare, ma a fronte di molto spesso di danni che sono molto più consistenti rispetto a quello che è poi il maltolto, crediamo che dare un sollievo, un piccolo sollievo alle famiglie possa essere una scelta, diciamo, decisamente giusta.
Certo, certo, si va incontro in un momento così difficile, insomma 10 euro non sono poi tanto per un nucleo all'anno, giusto? Sì, Si esatto, parla l'idea era quella. Poi io sono anche andata a spiare nel tuo profilo Facebook dove commentavi purtroppo il triste fatto di cronaca accaduto a David, il ragazzo che è stato appunto ucciso, e lì contestavi il fatto che questo personaggio che l'ha aggredito e ucciso fosse stato espulso già nel 2007 e ritornato all'interno di uno dei barconi che approdano a Lampedusa. Sì, è assolutamente assurdo che una persona che non dovrebbe trovarsi nel territorio italiano poi vada a commettere questi efferati atti di sangue totalmente ingiustificati, perché ai danni di una persona che non sta facendo assolutamente nulla di male. Questo va a confermare purtroppo che un po' quella propaganda un po' buonista che viene fatta, che dice che chi sale su un barcone è esclusivamente un disperato, purtroppo non è vero. Sappiamo ci sono tante persone che scappano da guerra e povertà, ma purtroppo all'interno dei barconi si possono trovare spazio anche delle persone che sono magari già state in Italia o state cacciate perché erano dei delinquenti, e possono trovare addirittura posto anche dei probabili o dei possibili terroristi che magari hanno intenzioni ancora più gravi per venire nel nostro territorio. Dunque questo è ancora più la dimostrazione che bisogna sospendere gli sbarchi e, se è il caso, andare a aiutare le persone nel territorio in cui hanno bisogno di essere aiutate. Certo. E questione profughi, è di poco tempo fa, insomma, la rivolta da parte di alcuni sindaci, in primis il sindaco di Musile di Piave, che ha scritto al prefetto di non volere i profughi. A Jesolo? A Jesolo noi sosteniamo totalmente la linea sostenuta anche a Musile dal sindaco Forcolin. Abbiamo sempre detto che noi profughi non ne vogliamo, così come immigrati di altre tipologie. Questo perché innanzitutto i problemi della sicurezza sono già molto elevati e le forze dell'ordine fanno fatica a sorvegliare già quella che è la situazione normale, dunque l'arrivo di centinaia di profughi non sarebbe compatibile con questa situazione. Dall'altro lato abbiamo anche un'immagine turistica che volente o nolente va preservata. Ovviamente le strutture pubbliche del comune di Jesolo secondo noi non devono essere assolutamente adibite all'accoglienza di profughi. Auspichiamo poi che ci sia un progetto di riqualificazione della Croce Rossa che vada a eliminare il problema dalla radice, evitando appunto che Jesolo sia scelta come meta per l'arrivo di profughi. Bene. Altro problema che ha occupato le pagine dei quotidiani in questo giorno, ed è un problema che si ripete da tantissimi anni, è quello dell'erosione in determinate zone, in particolar modo la zona della Pineta. Abbiamo visto delle foto di gradini di erosione a 3 metri. Sì, allora, dobbiamo un attimo chiarire la posizione. Ovviamente non c'è nessun allarme, nel senso che per l'estate 2015 in una maniera o nell'altra riusciremo a garantire ai nostri turisti una spiaggia. Sono spese che il comune di Jesolo continua a sostenere? Sì, non ci sono soluzioni? C'è una soluzione che ovviamente io non conosco perché il mio mestiere non è quello di fare l'ingegnere in campo idraulico, però ovviamente ci sono degli studi predisposti dalla Regione e dal Magistrato alle Acque che sembra siano stati anche già conclusi e che abbiano delineato alcune soluzioni definitive al problema, che sono ad esempio quello delle soffolte al largo della costa. Quale che sia la soluzione noi non lo sappiamo, però quello che chiediamo fin d'ora, e l'emergenza di quest'anno lo conferma ancora una volta, è che la soluzione individuata deve essere attuata nel più breve tempo possibile e finanziata, noi crediamo, dallo Stato, perché il demanio marittimo, fino a prova contraria, è di proprietà dello Stato. Dunque noi chiediamo che la difesa della costa intera, che non è solo quella di Jesolo, ma che è in generale la costa veneta, debba essere una prerogativa dello Stato in sua assenza della Regione. Parlavano addirittura di uno studio fatto su pontili inclinati a stile Dubai. Sì, purtroppo lì c'è da valutare molto attentamente la cosa, perché rischieremmo, secondo alcuni, di andare a peggiorare il problema, ovvero di crearne un altro di problema, perché ovviamente le correnti hanno un indice di variabilità che è molto sensibile, dunque bisogna stare attenti anche che le soluzioni che andiamo a mettere in atto non vadano o ad aggravare il problema o a spostarlo altrove, non è quello di cui abbiamo bisogno. Certo. Però teniamo ovviamente in considerazione ogni proposta e poi le valutiamo. Comunque Christopher, tra poco, perché siamo a marzo e quando iniziano ad arrivare i primi turisti, già? E noi, tra l'altro, quando inizia comunque? Allora,
La stagione ovviamente partirà in maniera ufficiale da quello che è il 25 aprile, però sappiamo che alcuni consorzi, alcuni stabilimenti e molti alberghi apriranno già prima, da Pasqua, dunque per quel che ci riguarda è necessario che soprattutto la spiaggia della Pineta, che è quella purtroppo più disagiata, e comprendiamo l'allarme degli operatori perché già la stagione è corta, già le tasse sono tante, sì, avere anche una spiaggia che non è pronta per tempo è veramente un problema. Dunque su questo noi chiediamo che la Regione e il Magistrato alle Acque intervengano in maniera solerte e il quanto più possibile urgente. L'anno scorso tra l'altro una stagione anche poco fortunata, quindi la stagione veramente è breve, se poi ci si mette anche il maltempo le giornate da passare in spiaggia rimangono veramente poche. Come diciamo, noi siamo solo sole e mare, ecco. Se manca il sole è un problema. Bene, rimaniamo sempre sulle spiagge, certo, e parliamo adesso invece di concessioni. Sì, allora, il nostro gruppo politico, Jesolo Bene Comune, ha sempre avuto un occhio di riguardo per quello che è il settore balneare. Noi abbiamo a Jesolo 51 concessioni per chioschi bar, abbiamo 39 concessioni per stabilimenti balneari e tutto l'indotto solo del diretto va ad occupare circa 1 milione di persone, se non di più. Dunque questo settore va assolutamente tutelato e una maniera per farlo è andare, come ha fatto Caorle nei giorni scorsi, a prorogare fin da subito le concessioni al 2020, come tra l'altro la legge nazionale prevede. Bene, e adesso passiamo proprio a parlare di turismo e quella che è l'accoglienza, l'ospitalità che insomma fa di Jesolo una delle cittadine più amate insomma dal turista, perché c'è una lunghissima storia appunto di accoglienza, di ospitalità. Quest'anno, collegato alla Fiera dell'Alto Adriatico, c'era una giornata anche che si è svolta a Jesolo, che è l'Hospitality Day. Beh, qua va dato il plauso assoluto all'Associazione Albergatori che ha creduto in questo evento e che l'ha organizzato, e il successo è stato enorme. Si tratta di una prima giornata che, da quello che ho capito, vorrà trovare delle ulteriori conferme negli anni prossimi, una prima giornata ma assolutamente di successo, nella quale gli operatori hanno potuto dalla mattina alla sera entrare ed uscire in vari seminari e workshop con delle ditte che vanno a offrire dei servizi e che hanno con l'occasione dato degli approfondimenti della formazione vera e propria nei confronti degli operatori per alzare ulteriormente la già alta qualità dell'accoglienza, dell'ospitalità jesolana che, lo ricordiamo, dall'epopea è iniziata all'inizio del Novecento e si è trasformata in quella che è oggi una qualità che riesce ad accogliere 5 milioni di persone. Dunque noi crediamo che, a fronte di una concorrenza che è totalmente sul prezzo, perché la Croazia, le coste del Nord Africa ci fanno una concorrenza sul prezzo, noi dobbiamo competere esclusivamente sulla qualità. Adesso sulle coste del Nord Africa c'è uno, dopo anche gli ultimi fatti che sono accaduti a Tunisi, prima di recarsi lì ci pensa... Sì. Questo in maniera... Non credo siano posti molto sicuri, l'Egitto già da tempo. Assolutamente, però questo non toglie il fatto che Jesolo deve continuare a investire in qualità, perché solo lì può riuscire a vincere la sfida con un mercato che ormai è globale. Noi abbiamo avuto ospite in studio anche Angelo Faloppa, conosci? Super presidente Angelo Faloppa. Super presidente di Ascom Confcommercio di Jesolo. Che insomma è stato abbastanza duro, dice che un'accoglienza per il turista deve essere un'accoglienza a 360 gradi e quindi non basarsi solo ed esclusivamente sulle strutture ricettive e su quanto offrite, ma anche su tutto il contesto sicurezza, e ne abbiamo già parlato, ma anche viabilità. Assolutamente. Vogliamo parlare del fatto che alla prima giornata di sole si creano immense code in andata ma soprattutto in uscita. Che cosa succede, Christopher, a Jesolo? Non ci sono strade che... Succede che la viabilità che abbiamo purtroppo è quella del secondo dopoguerra e dunque non è più adeguata a quelli che sono i flussi turistici e soprattutto il numero di vetture che oggi sono in circolazione. Per questo abbiamo con un ordine del giorno in Consiglio Comunale, con altri colleghi consiglieri comunali, preparato un ordine del giorno che andrà in votazione alla prossima seduta, nella quale sollecitiamo la Regione ad andare avanti col progetto di Via del Mare. Ovviamente il presupposto principale è che se c'è qualcuno che ha rubato, e questo forse è il caso, deve andare in galera. Però ovviamente al netto di questo la strada del mare deve proseguire, perché è un'opera di cui Jesolo ha bisogno. Sì, sì, quindi siete favorevoli anche voi all'autostrada del mare? Assolutamente, perché oltre a risolvere il problema dell'accesso,
consentirà molto probabilmente anche di agganciare alcune altre opere molto importanti, che sono ad esempio la bretella di collegamento a Piazza Torino, dunque a Lido Est, e dall'altro molto probabilmente anche al raddoppiamento di via Roma Destra, e dunque se parte la strada del mare partiranno anche delle altre opere che consentiranno di dotare non solo Jesolo ma tutto il litorale che va fino a Cavallino di una viabilità che sia decente e degna di una località turistica di rilievo come a Jesolo e come a Cavallino. Quindi viabilità, e anche un plauso va al grande sforzo da parte degli operatori sociosanitari, perché avete un pronto soccorso, un ospedale a Jesolo che durante il periodo estivo si trova a dover affrontare un carico sicuramente maggiore. Beh, un plauso va ovviamente a chi lavora nella sanità del Veneto orientale, e un plauso, un ringraziamento va comunque al direttore generale Bramezza, che dopo anni in cui si era discusso della possibile chiusura totale dell'ospedale di Jesolo, con molte difficoltà perché ovviamente i bilanci sono quelli che sono, ha cominciato a reinvestire nel pronto soccorso e a dare uno scenario di sviluppo possibile per l'ospedale di Jesolo, che permarrà ovviamente non come tutti ce lo vorremmo, con tanti reparti, ma pochi reparti e di qualità internazionale per l'accoglienza anche al turista. Rimanendo nell'accoglienza e nel turismo, perché Christopher, un turista, dovrebbe scegliere Jesolo per le vacanze? Perché noi da ormai più di 60 anni facciamo accoglienza, facciamo ospitalità, la sappiamo fare bene, credo, riusciamo a coniugare quello che è un'alta qualità di servizi, ad esempio della spiaggia, ad esempio nel ricettivo, con tutto quello che è l'ambiente. Abbiamo Venezia, abbiamo la laguna veneziana, e poi con l'enogastronomia, che voglio dire, il pesce che si mangia a Jesolo credo lo si possa mangiare difficilmente da altre parti. Quindi adesso siamo anche in un periodo molto importante per l'enogastronomia italiana, perché ci sarà l'Expo con diverse esposizioni, quindi si punta anche a Jesolo sul cibo, sul vino, sulla qualità. Assolutamente, abbiamo dei vini, abbiamo del cibo che è ricercato soprattutto da parte dei tedeschi, da parte degli austriaci, che vengono a Jesolo anche per mangiare bene e bere bene. Dunque uno sforzo va fatto e va implementato, perché già tanto fanno gli operatori del settore, per continuare ad offrire qualità nei servizi, pulizia e tutto quello che ci va dietro, ed ovviamente a scegliere dei prodotti che siano il quanto più possibile a chilometro zero, perché questo, oltre che una moda, è anche un bene, perché si riesce a offrire al nostro turista un prodotto genuino che viene dal territorio. Leggevo una curiosità proprio relativa appunto all'ospitalità, all'accoglienza che si offre. Diceva un articolo che tu catturi il turista dalla prima colazione, è vero? Assolutamente, adesso va molto nel settore formativo per chi fa ospitalità e ricettività, formarsi tanto nella qualità e nella quantità di prodotti che vengono offerti, ma anche per come questi vengono offerti. Dunque il display della colazione è già un elemento per catturare il turista e per catturare soprattutto quello che ormai è un metodo di giudizio che il turista segue, ovvero la recensione nei vari TripAdvisor o Booking, che ovviamente fa la qualità fra un cliente che può arrivare nella tua struttura o che magari può scegliere di non venire. L'anno scorso siamo venuti a trovarti durante il periodo estivo, che purtroppo insomma eravate anche abbastanza arrabbiati con le previsioni meteo, che più volte avevano dato brutto tempo. Poi in realtà si è detto che Jesolo ha un microclima. Come la mettiamo quest'anno con le previsioni? Le guardate? Beh, ovviamente le previsioni bisogna sempre guardarle. Abbiamo imparato a non fidarci, abbiamo imparato a dare il nostro numero di telefono ai nostri clienti, che ci possono chiamare per chiedere effettivamente com'è, soprattutto per quanto riguarda quella clientela che viene dal vicino Veneto, e dall'altro lato noi continuiamo a chiedere che la stazione meteo locale possa finalmente decollare, e soprattutto che ci sia un sito internet che veicoli le previsioni del tempo quanto più accurate possibili, che sia il quanto più possibile visitato e ritracciabile dai turisti. Perfetto, tempo a nostra disposizione è terminato. Caro Christopher, ti ringrazio per essere stato qua con noi. In bocca al lupo per la prossima stagione che si sta avviando. Ringrazio i telespettatori per l'attenzione, ricordo l'appuntamento con la nostra rubrica di informazioni alla prossima settimana, sempre su questa emittente, ma potete seguirci anche sul nostro sito piavetv.net. Grazie e buona continuazione di programma.